Veneto 24 chiama Roma. Le interviste con la politica nazionale. Potremmo ormai definirlo il nostro amico del lunedì. Ridiamo il benvenuto a Buongiorno Veneto all'onorevole Antonio De Poli, padovano, che è senatore questore ma anche presidente dell'UDC. Buongiorno a lei. Grazie a voi, grazie a Veneto 24. Onorevole De Poli, allarghiamo lo sguardo, perché ovviamente quello che è successo in questi giorni, oltre che preoccuparci parecchio a livello veneto, nazionale e internazionale, è anche l'argomento del giorno. Parliamo di questo vertice che si è tenuto a Londra, soprattutto all'indomani di un incontro un po' turbolento, in quello che doveva essere, come dire, un incontro finalmente chiarificatore di una soluzione, di una risoluzione di un quadro piuttosto preoccupante dal punto di vista bellico e anche umanitario. Parliamo della guerra in Ucraina. Ma sicuramente sì, purtroppo quello che abbiamo visto dell'incontro tra quello che è successo tra Zelensky e Trump non è stato sicuramente edificante. Al di là di chi ha ragione e chi ha torto, qui potremmo aprire un grande contesto, però purtroppo da un punto di vista diplomatico due capi di Stato non possono, questa è la mia opinione personale chiaramente, non devono far vedere quello che è successo. È sicuramente un contesto non positivo, per usare termini molto etici, non va bene, anche perché è stato umiliato un popolo dove c'è una guerra, ci sono state decine, centinaia di migliaia di morti, quindi questo non può avvenire. La conseguenza l'abbiamo visto in questi giorni con appunto il vertice dei leader europei che si è tenuto appunto in Gran Bretagna, e credo che su questo forse l'Europa deve cominciare a pensare ad essere l'Europa, no? A essere tanti stati, piccoli o grandi che sono, fine a se stessi, quindi una grande Europa economica eccetera eccetera, ma con i piedi completamente d'argilla, cioè non ci siamo. Allora un'Europa unita oggi più che mai è uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo chiaramente percorrere. Altrettanto condivido quello che ha detto la nostra Presidente Meloni, che dobbiamo evitare le tifoserie. Certo. Oggi non servono le tifoserie, ma serve lavorare per arrivare alla pace, una pace chiaramente che deve essere giusta, corretta, condivisa da tutta Europa, e di conseguenza una pace che per noi, ma sicuramente per i popoli e per le persone, per gli ucraini diventa fondamentale, ma anche per i russi dall'altra parte, per carità. Oggi dobbiamo lavorare su questo e l'Occidente non può dividersi. Altro aspetto fondamentale, già siamo in un contesto che è globalizzato, che sta cambiando rispetto agli equilibri, Russia da una parte, Cina dall'altra, America dall'altra ancora, un'Europa che ancora non c'è da un punto di vista, da tutti i punti di vista, non solo quello voglio dire militare, ma proprio di un'unione, di una condivisione di popoli, che oggi più che mai serve per poter chiaramente guardare a una rivisitazione internazionale che sta avvenendo. Su questo dobbiamo riflettere bene, quindi credo che l'Italia, che si è impegnata anche in questo ruolo di collegamento, no, tra tutti i paesi europei e il processo di pace, credo che sia un aspetto fondamentale che dobbiamo percorrere. Anche perché, onorevole De Poli, diciamolo, mentre noi stiamo parlando la guerra continua, non è che, viste le trattative in corso in questi giorni, tipo registratore vada in pause la guerra, si continua a combattere, continuano a morire uomini, donne e bambini. Ma sicuramente sì, purtroppo nessuno di noi non l'avevamo mai vista, i nostri papà, i nostri nonni, le nostre mamme pensavano che questo fosse un qualcosa che non si poteva, che non si vedeva più, cioè lontano da ognuno di noi, come con la pandemia la vedevamo nei film, la guerra altrettanto, o nella storia purtroppo. Oggi l'abbiamo qui alle porte di casa in Europa, e credo che sia uno degli aspetti chiaramente più terribili che ci sono. È chiaro che oggi più che mai dobbiamo, dopo anni di guerra, dobbiamo trovare la soluzione per arrivare a un contesto di pace, però ricordo che nel mondo ci sono più di, non vorrei sbagliarmi, 100-120 conflitti che stanno avvenendo, quindi abbiamo visto in Medio Oriente quello che sta
quello che sta succedendo, lo vediamo tra Ucraina e Russia, ma ce ne sono tantissimi altri purtroppo, e credo che questa sia una grande riflessione che dovremmo fare come persone, come popoli e come stati, affinché nella teoria dei fatti questo non avvenga. Sì, perché ricordiamo che proprio nei giorni scorsi abbiamo toccato i 3 anni di guerra in Ucraina. Sì. Sono tanti, Putin voleva risolvere in 15 giorni. Vabbè, sarebbe stato anche meglio da un certo punto di vista. Vabbè, insomma, apriamo e chiudiamo questa parentesi. Onorevole De Poli, approfittiamo della sua presenza per venire a questioni di casa nostra, anche perché si avvicina, è ancora lontano, l'appuntamento di questo autunno con le elezioni regionali. Cosa sta succedendo all'interno della maggioranza di centrodestra adesso che ci si prepara alla presentazione delle liste? Ma intanto ormai sembra, se non è certo, che non ci sarà il terzo mandato. Per Zaia sarebbe il quarto, però il terzo giuridicamente parlando, quindi cambierà il presidente della regione, e quindi è chiaro che su questo ci sono le richieste in modo particolare di ogni partito, in modo particolare di quelli che sono più pesanti, più importanti all'interno degli schieramenti. Il centrodestra comunque, per certo, questo lo do, non c'è dubbio in merito, andrà unito con chiaramente tutti quelli che fanno parte di questo schieramento, quindi da Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, all'UDC che noi rappresentiamo e altre liste che ci saranno nel contesto, e su questo si sceglierà il candidato migliore. Oggi più che mai il Veneto da sempre è governato da un'area di centrodestra, e quindi io sono convinto che continuerà ad essere così, ma al di là di chi governerà eccetera, noi dobbiamo stare attenti a quelli che sono i veri problemi oggi che hanno i veneti. Dobbiamo vedere un Veneto che guardi anche in avanti, che guardi al futuro, non dobbiamo fermarci da quelle che sono le cose della storia, un po' tante volte da nobili decaduti, no? Allora, siccome siamo bravi, però non lavoriamo guardando al futuro. Noi dobbiamo stare molto attenti su questo, perché altre regioni, anche al di là dei colori, ma altre regioni stanno correndo in modo particolare. Riguardo anche l'Emilia Romagna, cito l'Emilia proprio perché è nostra confinante ed è dall'altra parte, ma questo non conta, da un punto di vista economico ci sta superando o ci ha superati, e credo che questo ci deve far riflettere rispetto a degli investimenti e a dei percorsi, a delle idee, a dei progetti che devono guardare al futuro da qui al 2030-2050. Credo che questo sia fondamentale per il nostro territorio, per le nostre aziende, per i nostri cittadini, e in modo particolare anche guardare a quella che secondo me è l'aspetto prioritario della vita di tutti i nostri giorni, che è la salute, quindi la sanità e chiaramente i servizi sociosanitari e sanitari, che da sempre sono l'aspetto fondamentale per ognuno di noi. Noi possiamo costruire qualsiasi cosa, avere qualsiasi altra cosa, anche da un punto di vista economico, però se non abbiamo un contesto che ci crei un percorso di vita buono da un punto di vista della nostra salute, non andiamo da nessuna parte. Io credo che questi siano i veri temi, eccetera, per una popolazione che è cambiata, una popolazione che per fortuna invecchia in maniera anche importante, ma anche bene. Una persona a 60 anni oggi è un ragazzino, 20 anni fa era una persona anziana nel vero senso della vita, e quindi su questi aspetti dobbiamo cambiare anche i servizi, le modalità, il lavoro e tutto quello che ne consegue. Quindi è una bella scommessa, se si vuole fare una scommessa importante per il nostro futuro, e quindi vorrei dire che la regione, che è ente legislativo per eccellenza per ognuno di noi nel territorio del Veneto, diventa un fattore importante e fondamentale nei prossimi mesi. No, è significativo quello che lei dice, anche perché sa bene, onorevole De Poli, che proprio la settimana scorsa è arrivato l'ufficializzazione di questo importante risultato, secondo cui in Italia il Veneto è la prima regione per chiamiamolo efficienza sanitaria, erogazione dei servizi, eccellenza delle sue realtà sanitarie, e non parliamo, lo abbiamo detto anche con l'assessore Lanzari, solo dei 2 grandi poli ospedalieri universitari di Padova e Verona, ma parliamo anche di realtà piccole e medie. Ma l'eccellenza veneta o i servizi veneti fanno proprio la differenza sul territorio, e quindi vuol dire
garantire l'integrazione sociosanitaria tra l'ospedale anche territoriale e i servizi che ci sono all'interno delle nostre comunità, quindi da quelli che sono i nostri distretti sociosanitari, adesso le nuove case di cura, le nuove prospettive che abbiamo, l'assistenza domiciliare, cioè tutta l'integrazione che va dagli anziani ai disabili, ai giovani, all'infanzia e all'adolescenza, è quello che fa la differenza, senza dimenticare quello che è la nostra forza, che è il nostro cuore, il nostro amore, che è il grande mondo del volontariato, che assieme a tutte le istituzioni chiaramente dà un valore inestimabile, anche perché è gratuito, quindi lo fanno proprio perché ci credono, e se una persona ci crede fa la differenza, e quindi la differenza sono i nostri professionisti, medici, infermieri, operatori sanitari e tutti quelli che ci lavorano, e assieme a quelli che ci credono volontariamente per il cuore e l'amore che vogliono dare verso gli altri, connubio fondamentale per raggiungere certi obiettivi. E onorevole De Poli, sottolineiamo anche che lei sa meglio di noi che nel corso degli anni volontariato non è più un dilettanti allo sbaraglio, ma è una realtà che ha una consapevolezza e una capacità anche in base alla formazione di cui può godere, che la propone come una realtà assolutamente affidabile. Insomma, non sono le 4 persone generose che dicono vabbè vi diamo una mano, sono le 4 persone che hanno gli strumenti anche per garantire un sostegno e una consulenza qualificata, per cui volontariato significa un qualcosa, non diciamo di professionalmente identificabile, ma un qualcosa che non è più affidato soltanto alla buona volontà. Ma sicuramente sì, percorsi di formazione e di preparazione ormai di alcuni mondi del volontariato, in modo particolare quelli che lavorano nel settore sociosanitario, sono persone molto qualificate, preparate. Tra l'altro ci sono anche moltissimi operatori che una volta che escono dalla propria professione, medici o infermieri o qualsiasi altro, fanno del volontariato e quindi continuano a fare la propria professione internamente in modo volontario, però con professionalità che sono però assieme a questi io dico sempre c'è quell'altra parte che per caso è meno professionalmente preparata, ma ha una capacità e una volontà e un credo che danno tante volte un supporto fondamentale per ognuno di noi. No, indubbiamente, insomma, abbiamo fotografato una realtà veneta che non andiamo certo a scoprire oggi, ma che lei, onorevole De Poli, come assessore De Poli ha anche contribuito a creare. Insomma, stiamo parlando dell'assessore Antonio De Poli qualche annetto fa, e in una storia gloriosa della nostra regione che è arrivata ai risultati a cui è arrivata grazie a un lavoro che parte da lontano. Sì, è un lavoro voglio dire che parte da molto lontano, che è stato portato avanti, ma che fa parte, vorrei dire, del nostro DNA, del DNA del Veneto, dei Veneti, e questo chiaramente è un qualcosa che va al di là dei colori di appartenenza, ma appartiene ai valori di chi ci crede a questo mondo, quindi voglio dire appartiene a un arcobaleno, quindi a tutti. Chi ci crede entra e lo fa, chi non ci crede è da un'altra parte e non ci crede, punto. Non ci sono sfaccettature diverse, e credo che questo, anzi sono convinto che questa è la grande differenza, è quello che fa la differenza rispetto a questo mondo. Pensate che noi abbiamo talmente tanto entusiasmo nel dialogare con l'onorevole De Poli che abbiamo una scaletta ogni volta preparata, non la rispettiamo mai perché non esauriamo abbastanza gli argomenti, stante la tirannia del tempo a nostra disposizione. Onorevole De Poli, magari è l'auspicio per i prossimi incontri che avremo in questi studi. Un grazie ad Antonio De Poli, senatore questore, presidente dell'UDC, una buona settimana e un buon lavoro. Grazie a voi, ma grazie a Radio Veneto 24, perché la bellezza della diretta è quella che cambiamo rispetto a quello che ci proponiamo, però facciamo qualcosa sempre di positivo, e questo credo che sia l'aspetto migliore. Assolutamente. Grazie all'onorevole De Poli anche per questo contributo, e Buongiorno Veneto si dedica ora alle notizie nazionali ed internazionali.